Grazie ai soldi che ci mandano zio Calogero da Canada. Sì. I camerieri, l'argenteria, ma mio papà vagabondo. Se ne viene la sezione un'altra. No, aspetta. Non mica ma dobbiamo capirci male. Madre contenti siamo quando sei padrino, eh? Contentissimi. Però ci sono delle situazioni da chiarire, vero Mela? Sì, ditemi che devo fare e io lo faccio. Ma non posso finire di parlare in italiano, senti? Questo è il Signore che illumina le nostre porte. Io secondo me è una signora che illumina sempre le porte. 1, 2, 3. Faccio sacchinare il tornato! Sì, non mi vedo! Ciao, Gioia! Ciao, mamma, più bello di guarda, bello di prima. Mi dici che c'è Paolina? Sono da Paolina. Sono da Paolina. Saluta la Paolina, vieni qua. Roberto, vieni qua. Ascolta signora. Papà mio non salire, come no? Che mano come fa? Poi come da via. L'occhiale! Roberto, vieni. Senti, ti dice la signora Angelica. Senti. Non ti mangio, dai qui. Non ti mangia. Dai, abbracciatevi. Dite qui, siete cresciuti insieme. E per un po' di tempo siete stati dei barcoletti innamorati. Roberto, ricorda che il saluto lascia il segno. Parole di Gutello. La mano ciata, la mano ciata. Qua già, Dai. vieni qua. Dai. Come la chiamiamo però, Maggio, Roberto Padrino. Speriamo che restano nella nostra chiesa. Sempre ci credi. E pensare che stava diventando mia. Ora sì, Angelica. E io contesta la nostra chiesa. Come faccio poi a Dici. Paolina, se io resterò qui nella tua chiesa, tu ti interesserai dei canti, dei cori, del catechismo. Insomma, Paolina, tu sarai la mia sacrestana. Buono Paolino, fatti qui. Ma io posso stare vicino a Dio! Quando ti vivo con la tunaca, con l'allarghi di braccia che fare la vista, penso subito quando l'ha allargato, ma abbracciare a Dio! Va bene, dammi la piccola. Roberto, prima sempre più mosso. Questo è sicuro, Angelina. Io prego per me, per la mia famiglia, per lei e Paolina quando si connuisce. Va bene, Paolina? Tanto il Signore non ci per tutti. Andiamo. Dai Angelina, le figlie arrivavano l'ora del seminario, è stanco, ma pare che è domani. Lo saccio per loro ora. Era affacciata alla piscina. Io nella parte di Canada e perché nella parte del Mandè. Quindi di due passava, ma delle due l'abbiamo affidata, no? Certo. E vedi domani. Va bene, ma verso che ora? Angelica. Pure l'orario, Angelina. Ma sistemare, accorgere per le figlie, per me, dubbi, perché ci piacciono. Negate questi comfort che avete voi. Fortuna, Va bene, allora ti vediamo qua. Ciao. Vediamo, Gioia. Ciao, Angelica, ciao, mi raccomando. Ciao, ciao. Come mi verrà difficile chiamarti Padre Roberto! Dai.
perdere questa eredità, cosa devo fare? Al momento me ne vado. No, ancora devo concentrare. Ascolta mia, tu devi avere un po' di volontà, ma fare tutte un po' di sacrificio. Sì, ma qual è il problema? Cosa devo fare? Perché io non posso aiutare. Aiutavo. Pure io, tuo padre, e forse anche tu, Cristiano. Con la bocca sempre. Cosa? Luci cristiani? Ma che avete in mente? Non fate cose troppo complicate, eh? No, vabbè, fate no, avete fatto. Aspetta che ci consultiamo un attimo e ti prego. Fate una preghiera, va? Prego. Allora, facciamo così, ma tu non eri tu che non pigliava il tuo cuore? Ora tu mi preoccupi. Avete finito? Vai. Avete finito? Sì. Vai. Allora, piccolo modino. Di te, papà. Madre mia. Perché se è vero, so che non mi tradiresti mai. E non mi faresti fare mai qualcosa di brutto, papà. E allora spoglia che ti fa dottore. Ce lo disse. La mano di oggi si tratta proprio bene. Sì, tutti calocchi italiani. Piccolo sacrificio, ecco. Me lo sappiamo fare? Basta di pinga. Indagamente. Cosa ci sta? Ma tu sei pazzo! Roberto, calmati. Io! Don Roberto Puleo! Dovrei far finta di essere medico e non bambino! Roberto, calmati, si tratta di una paradigma, si tratta. Mi sento male! Mi sento male! Ma come potenziale, ma Gesù mio! Ascolta, Roberto. Io! Una vita di sacrifici per diventare ciò che sono! Mi conoscono ovunque! Dovrei fare finta di essere un medico! Io! Dovrei rinnegare queste vesti! Io! Ma di finta, ma fai che ci si spoglia di nuovo? Ma neanche per un secondo una cosa del genere! Ma voi siete le persone! Ma voi non siete i miei genitori! Senti, vedi che io d'accordo con me. Io? Non siete i miei genitori! Cambiamo tutta la colpa. Vagabondo! Io vagabondo! Vagabondo! Io vagabondo! Non Che la non mia mi vita le umana! stanze! Oh, che nata macchina, che c'è! Vagabondo! Vedi che io d'accordo con me. Sì, d'accordo con me! Tu? Degna figlia di Eva! Ah, io ti dico Figlia di Eva! Figlia di Eva! Figlia di Eva! Vergognati! Tu non sei mia madre! Ancora. Tu non sei mia madre, tu sei una madre buttativa! Ma che passa? Una madre buttativa sei! Roberto, ma calma. Vieni vai! Ma scusami, Come senti? lo sai che facevo? Lo sai che facevo? Lo sai che facevo? Appena arriva mio fratello, ce lo dice subito. Dio, sogno parrino, no dottore, mi scalacca, mi la casa, mi muore, mi crepa. E se lo dico io, sono una bambina, sono fiero! Addio da quello della tua mamma! Non è vero, non è Non è vero! Ne parliamo, ne parliamo. Mi contate che sono bambino ma punta la cazza e carico! Io ci hai ballato dalla cazza capola. Allora, finisce la scusami, facciamo così. No, non ha venire del capo, non ti lascio così. Ma quando si sacrificia fanno per domani, finisce. Basta, mamma! No, non lo deve fare. Non accetto! No, non deve accettare. Non accetto. Non accetto infatti! No, buono. Io. Licenziamo i capelli, li perdiamo i soldi. Ha detto, ma la mandiamo i capelli. Su cameriere mi è stato sempre quanto... Bella carità, Bruno. Sì. Dai, ci sta. Guardate. Finisce la mano. Io vedo in nero. Io ho solo due genitori. Ho solo due genitori, non siete voi. No, non ci vedi, in realtà vi siete abbigliati con stare a saleste. Mamma, levami un po' di mano. Senti, no, me ne devo subito, ma te lo dico poi. Gli vai a curva. Vado a ricordarmi nel mio negro. E non lo voglio sapere niente dei quadri. Andate a farvi benedire. E non arrivo però. Non arrivo giusto. Ma guarda con questa uomo e ci vedi a contesta! Via, assolutamente non ne sapore capire. Levami il... Roberto, per cuore calma, ti sei calmo.
non gioia mai. Tutti lo sanno, e San Vittorino, e San Agostino, e San Calore, tutti. Io che penso di essere loro figlio. Di Cristo. Questa casa è demoniata. Cosa dappertutto. Una casa del demonio questa è. È mia. Tutta colpa mia questa è. Tutta colpa mia, tu devi aiutare a me, io non potevo arrivare una vita. Io come devo rinnegarti? Io dico, come devo rinnegarti? Sono stato. Tu non mi hai aiutato mai a me, è una vita che ti vieni appeso, non mi hai aiutato mai. Se magari tu mi dici tu qualche cosa, una cosa imbellante, mi dici Roberto ti aiuto io, no, non vieni, ma devo vedere. Manco una parola mai, del buono. Che magari tu ne parlassi di qualche cosa. Ma che non devo parlare tanto? Ma scusa la confidenza che mi hanno controllato il tutto. Gesù! Roberto! Gesù! Sei tu! Lasciaci tutte cose a tuo padre. Madre, ci sei? Lasciaci di soldi a tuo padre. Miracolo! Visto il miracolo, insegna! Papà, mamma! Papà, mamma! Papà, mamma! Che succede io? Che succede io? Che succede io? Che succede? Che ha, Roberto? Guarda! E non è stato una zanezzina che chiede. Ho pregato! Ha pregato! Pregato. Mi sono confessato! Confessato, sei confessato! Ho parlato proprio con loro! Con loro ho parlato! Adesso c'è un miracolo! Guarda, che succede ora? Mi hanno risposto! Vero. E che ti dici? Mi hanno risposto! Mi ha risposto! Mi hanno risposto! Mi ha risposto, vero? Che cosa ti ha risposto che ti disse di fare? Che va bene! Accetto! Bravo! Contento! Che sogno contento! Bravo! Bravo! Ma io accetto! Io prendo questi soldi! Ecco, a posto. Io prendo questi soldi! Io, Roberto, prendo questi soldi! E farò costruire case, chiese, istituti per orfani, case di cura per anziani, case, ponti, armadi, alberi, tutte cose per orfani. Niente. Queste sono le condizioni, provata! E a voi, ve lo lascio sempre a segno. Bravo, visto per un'opera di impegno, bravo. Così mantenete questa baracca, cameriere, la genteria e non fa. Ma io guardo venire, quindi ascolta, Roberto, siamo felicissimi di questa tua scelta di Cillo e ancora più felici che tu sei parrino, vero? Da quello del mio uomo! Andrea mio. Mi preoccupata con la cazzo da Lucia, capisci? Venga, ascolta, Piuttosto mi mentire che avevo da fare, io mi sono un pugnivo. domani parliamo, domani andiamo a curcare, non sto appoggiata dentro. Andiamo a curcare, non pensavo domani andare a parlare. E però dormi tranquillo, perché io, cioè dire,
Vicino. Dai, tu sei. Muovi. Dino, Ida, Ugliardino. Sì, Ugliardino, di arance, limoni e mandarini. Vedi che spiritoso, mi viene il confesso di Dio. E allora, entro domani, dobbiamo sapere per filo e per segno, so che va a fare, che chi la va a fare, come la va a muovere, che chi la va a muovere, tutto dobbiamo essere pronti su tutto. Buongiorno. Buongiorno, io manco dormivo stanotte. Chi è andato più? Io non ti vedete sentire che dalla china. Allora, sono nato una settimana. Allora, ho sognato che era dietro una stanza e in questa stanza c'erano cultura e padrine e sta cominciando a pigliare la corpa, si lanciavano, pigliavano la mia e mi stavano dall'aria. Ma a un certo punto affaccia, a un certo punto mentre sta folla di esauriti affaccia un cristiano con una cosa così grandissima. Che era un pisco? No, era bello che era più un piscolo. Bello che ha cominciato a fare sei un farabutto! A mia farabutto! Ti sembra che mi torno a chiedere perché io non è farabutto a mia. Comunque è normale che non si capisca. Però dico, perché mi posso fare questa cosa? Io, uomo di grande fede e devozione, grazie, di grande fede e devozione e sistemato, dico, ho condotto una vita perfetta. Quindi perché mi tira sulle queste cose? Grazie a tutti. Ho pulito tutte le cose, mi posso ritirare? Quindi chi sono tutti? Questi che combinano qualche cosa. Però mi spieghi già una